13:39 puntuali, iniziamo con il nostro approfondimento di circa un'oretta dedicato alla CGIL, che oggi sarà concentrato sul tema dei servizi colf delle badanti amministratori di sostegno. Alle 7:30 si è aperta infatti la campagna e siamo insieme a Monica Giomo, amministratrice delegata di CAF Veneto e della provincia di Treviso. Buongiorno. Ciao Monica, grazie. Buongiorno. Anna Grazia Carretta, responsabile provinciale dei servizi colf e badanti e amministratori di sostegno sempre del CAF Veneto e della provincia di Treviso, e Sara Franchetto in collegamento, che saluto e ringrazio, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto, provincia di Treviso. Buongiorno a tutti. Allora, intanto una puntata di tutte donne, lasciatemelo dire, vi ringrazio insomma per essere qui e fare anche un po' il punto con e per i nostri telespettatori, perché insomma quello della campagna del 7:30 è sempre un po' un momento in cui non ci si sa bene dove girare, e voi siete qui anche per questo. Iniziamo da te Monica, insomma campagna fiscale al via, flusso, come sta andando, quali sono un po' se ci sono delle novità, come possiamo anche raggiungervi nel caso avessimo necessità insomma di compilare i nostri 7:30 e avere bisogno di una mano in più insomma. Allora sì, eccoci qui, siamo partiti all'incirca a metà di aprile e ci vedremo insomma impegnati nel lungo periodo di compilazione delle dichiarazioni 7:30 fino al 30 di settembre. I nostri sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì con orario insomma d'ufficio, e chiunque abbia bisogno della nostra assistenza ci può contattare sia via telefono 0422 40 91 tasto 2, oppure anche, io lo suggerisco e lo consiglio, inviandoci una mail se possibile. Nel momento in cui la persona ci contatta sarà nostra premura, anche semplicemente indicandoci il nome, il cognome e il numero di telefono, provvederemo a ricontattare la persona e a capire quali sono le sue esigenze. Noi chiaramente lavoriamo su appuntamento, perché ci piace insomma dedicare, ed è necessario dedicare il tempo alla persona che porta tutta la documentazione, e diciamo che ci occupiamo principalmente in questo periodo di 7:30, però sappiamo che i CAF, e quindi questo spazio a noi insomma piace in particolar modo, proprio perché abbiamo piacere di far conoscere a chi ci ascolta, o insomma ai cittadini, cosa fanno i CAF, perché i centri di assistenza fiscale magari di fatto sono sempre collegati con l'adempimento, quello delle dichiarazioni dei redditi, sia 7:30, ma ricordiamo che elaboriamo anche le dichiarazioni modelli redditi, sia persone fisiche ma anche titolari di partita IVA. Diciamo che il nostro ordinamento insomma fiscale fa sì che ad oggi vi siano ancora questi due tipi di dichiarazioni che i soggetti possono utilizzare, perché ancora ci sono dei redditi che l'Agenzia Entrate, il Ministero, obbliga e fa confluire solo in un modello piuttosto che in un altro. Voglio anche precisare che diamo assistenza anche a coloro i quali sono in Italia e hanno dei redditi all'estero o patrimoni all'estero, oppure che sono all'estero e hanno comunque insomma dei redditi qui in Italia piuttosto che all'estero da dichiarare. Ci siamo specializzati anche su questo fronte, perché naturalmente il mondo si evolve, cambia, c'è un flusso di lavoratori che insomma purtroppo, o per esigenze personali o a volte anche per obbligo, sono costretti a diciamo transitare e andare all'estero, e quindi naturalmente noi pensiamo anche di assistere loro. Ricordiamo che il giorno dell'appuntamento le persone devono portare con sé la documentazione che hanno sostenuto in termini di spese nel corso del 2025, perché il sistema fiscale italiano prevede che l'anno dopo uno va a dichiarare ciò che ha sostenuto come spese e a dichiarare i redditi percepiti nel corso dell'anno precedente. I nostri operatori naturalmente, in quel momento in cui la persona si presenta con la documentazione, farà in modo, tu lo citavi poco fa, la questione flusso. Certo.
Abbiamo, tra virgolette, essendo degli intermediari abilitati, la fortuna data dall'Agenzia Entrate di avere appunto a disposizione un flusso di dati che nel corso dell'anno gli enti, le banche, le assicurazioni, i datori di lavoro stessi e giustamente tutto il mondo poi del sistema sanitario fanno transitare all'interno di questo cassetto, e quindi, essendo soggetti abilitati e intermediari, naturalmente abbiamo la possibilità, previa delega della persona, di potervi accedere. Quindi il nostro compito è sostanzialmente quello di dare un servizio il più puntuale possibile a chi si rivolge a noi, proprio perché magari in quel momento, quando viene, può non avere tutto con sé, e quindi il nostro, diciamo, lavoro consiste anche nel verificare, rispetto al dato contenuto nel flusso, se la persona ha, diciamo, insomma, tutto ciò che serve per poter portare a casa un risultato che può essere a credito o a debito a seconda delle situazioni. Grazie Monica, io ricordo per chi ci sta seguendo che, come vedete sopra in alto nello schermo, c'è il numero a cui chiamarci per qualsiasi domanda che volete rivolgere riguardo a questi argomenti. Ovviamente Sara, Anna e Monica sono qui per aiutarvi e rispondervi. E passo da te, Anna, ci diamo del tuo, ormai ci conosciamo. Abbiamo parlato di 7.30. Parliamo di lavoratori domestici, parliamo di colf, badanti, devono sostenere anche loro, queste persone, insomma, che svolgono questi lavori, la dichiarazione? Sì, sicuramente anche il lavoratore domestico, che può essere la colf, la badante, la babysitter, deve verificare se ha l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi. Il datore di lavoro, la persona fisica, quindi la persona anziana, la famiglia in genere, a differenza di un'azienda, non è sostituto d'imposta, vuol dire che non trattiene l'IRPEF, quindi le tasse da versare allo Stato dal cedolino paga, e il lavoratore quindi percepisce lo stipendio lordo e deve provvedere a fare la dichiarazione dei redditi qualora il suo reddito abbia un importo di almeno 8.000 euro circa o abbia più CUD, tra cui anche un CUD da disoccupazione, da NASPI ad esempio, perché la badante che finisce un rapporto di lavoro e può chiedere la disoccupazione, anche quello è un reddito che va a sommarsi al reddito da lavoro dipendente come lavoratrice domestica, e quindi ha l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi. Può quindi fare il 7.30. C'è un unico caso a cui accennava anche Monica prima, che non tutti i redditi possono essere dichiarati nel 7.30, per alcuni serve gestire la dichiarazione col modello redditi. Il caso della badante che ha percepito il TFR sia come chiusura di rapporto di lavoro o come un anticipo su quello maturato, deve dichiararlo in un quadro del modello redditi e quindi non può fare il 7.30. Probabilmente sarà anche questo uno dei redditi destinato ad essere inglobato nel modello 7.30, ma per ora no. Quindi il risultato della dichiarazione dei redditi di un lavoratore domestico tiene conto del reddito, delle detrazioni che spettano a qualsiasi tipologia di lavoratore dipendente, e quindi, non avendo versato durante l'anno precedente nessun acconto e comunque nessun importo per l'IRPEF, si troverà ad avere quasi sicuramente un debito che può essere annullato o comunque ridotto in base alle detrazioni, e quindi dovrà pagare da sola con un modello F24 il debito, e quindi devono fare la dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda invece il TFR, che è un reddito da dichiarare, colgo l'occasione per precisare che da aprile dello scorso anno, per una nota dell'Istituto Nazionale, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la consuetudine, perché ormai era, non dico proprio un'abitudine per tutti, ma per tanti, il lavoratore domestico richiedeva l'anticipo mensile della quota del TFR.
Premesso che il TFR ha una natura di accantonamento, perché comunque io lo maturo mese dopo mese e quando lo percepisco a fine rapporto ho diritto alla rivalutazione, per tante lavoratrici la preferenza era quello, con disponibilità del datore di lavoro, di percepirlo mensilmente. E non è più possibile, in quanto dopo ci sono stati dei controlli in genere, non tanto per i lavoratori domestici ma più per i dipendenti di aziende, soprattutto quelli con contratti a tempo determinato, e è venuto fuori insomma che il TFR mensilmente non può più essere erogato e quindi può essere anticipato solo una volta all'anno, massimo il 70% di quello maturato al mese precedente, e va dichiarato l'anno successivo in dichiarazione dei redditi. Può essere chiesto in anticipo? Può essere chiesto in anticipo fino a un massimo del 70% una volta all'anno di quello maturato al mese precedente, quindi una volta all'anno, e se no a fine rapporto di lavoro, e quindi viene anche rivalutato. Passo a Sara per chiedere se è possibile poi detrarre anche le spese sostenute per la badante. Sì, è possibile detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, tra cui rientra anche la figura della badante, se la persona che è assistita versa cioè non è in grado di adempiere agli atti della vita quotidiana. Cosa significa? Cioè stiamo parlando di persone che non sono in grado di mangiare da sole, di vestirsi, di camminare da sole, quindi magari hanno bisogno di qualcuno per deambulare o che hanno bisogno di continua sorveglianza. Quindi sostanzialmente sono delle persone che richiedono un sostegno durante il corso della giornata per adempiere a delle faccende che noi consideriamo normali. Chiaramente c'è un limite di spesa, 2.100 euro, che quindi capite bene molto al di sotto di quello che è il costo medio per una badante. Si può detrarre fino al 19% di questa cifra, però molto dipende anche dal reddito del datore di lavoro. Cioè colui che si detrae la spesa, per poter godere di questa detrazione, non deve avere un reddito superiore ai 40.000 euro lordi, considerato anche l'eventuale reddito di locazione a cedolare secca, che poi non rientra nel reddito complessivo ai fini IRPEF. La condizione di non autosufficienza dell'assistito può essere certificata o dall'invalidità della persona, quindi dal verbale che viene rilasciato dagli enti pubblici, oppure da una certificazione del medico di base, certificazioni che comunque devono avere una data antecedente a quella del sostenimento della spesa. Altra cosa importante è quella che bisogna pagare con mezzi tracciabili. Certo. Perché dal 2020 è stata introdotta per la maggior parte degli oneri detraibili la necessità per la detrazione appunto di pagare con mezzi tracciabili, che può essere l'assegno piuttosto che il bonifico, per fare degli esempi. Sono detraibili anche le spese che magari sosteniamo sempre con la stessa finalità presso delle cooperative o delle agenzie interinali che forniscono queste figure. Per detrarre la spesa, il documento giustificativo deve riportare chiaramente la natura del servizio erogato e sostanzialmente i dati identificativi del lavoratore e della persona assistita. Inoltre sono deducibili i contributi che vengono pagati a questi lavoratori per quello che riguarda la quota che rimane in capo al datore di lavoro. Le spese della badante sono detraibili non solo per l'assistito che le sostiene, ma anche se vengono sostenute per familiari che possono anche non essere fiscalmente a carico,
ma che devono rientrare nell'articolo 4 e 33 del codice civile. Per fare un esempio, ad esempio, se sosteniamo delle spese per la badante della mamma, questa spesa sarà detraibile chiaramente rispettando tutti i requisiti appena descritti. Se invece sosteniamo la spesa per la zia, che comunque è sempre un familiare, la zia purtroppo non rientra nell'articolo 433, quindi queste spese che andiamo a sostenere non sono detraibili per chi le sostiene. Ci sono altre spese che possiamo detrarre che non rientrano in quelle prettamente legate direttamente alla presa in carico, ma anche magari degli strumenti che si possono acquistare? Certo, allora all'interno della dichiarazione dei redditi abbiamo vari righi che sono dedicati alle persone che sono in uno stato di disabilità. Allora, al di là di quello che è il classico rigo E1, ad esempio, dove la maggior parte di noi va ad inserire le spese sanitarie, ci sono dei righi, ad esempio, per i mezzi di locomozione, sollevamento e deambulazione delle persone che hanno la certificazione di invalidità, legge 104, piuttosto che l'invalidità civile nello stato di gravità, quindi invalidità dove abbiamo un'invalidità totale, quindi un 100%, o possono essere anche i sussidi tecnico-informatici. Ecco, la differenza magari con i mezzi di deambulazione e di locomozione, che possono essere ad esempio la carrozzina, piuttosto che la poltrona motorizzata, piuttosto che l'arto artificiale per deambulare, o ad esempio anche alcuni dispositivi medici che servono per il contenimento di alcune fratture e quindi sono sempre finalizzati alla deambulazione. Quindi hanno già nella loro natura, diciamo, quello di andare a sostenere la persona con disabilità diciamo, in quello che è lo scopo della deambulazione piuttosto che della locomozione. Per quanto riguarda invece i sussidi tecnico-informatici, questi sussidi invece devono avere un collegamento funzionale tra la tipologia di disabilità e il sussidio che viene acquistato, che può essere ad esempio un telefono con il vivavoce, piuttosto che il computer che ha particolari programmi. Adesso mi viene in mente ad esempio che ha il tastierino per leggere il braille, però ecco, l'importante è che da un certificato medico, se non all'interno già della certificazione dell'invalidità, perché i certificati nuovi, almeno quelli emessi dal 2020, dovrebbero già contenere questi collegamenti funzionali. Ecco, se non sono all'interno delle certificazioni dell'invalidità, o se abbiamo certificazioni dell'invalidità più vecchie, si può chiedere al medico di base di fare un certificato dove va ad indicare il collegamento funzionale. Chiaramente anche qui il certificato del medico deve essere datato prima del sostenimento della spesa. Bisogna sempre pagare con mezzi tracciabili, per quello che dicevo prima. Poi ci sono anche spese come possono essere l'installazione delle rampe o delle pedane, che possono essere sia detratte all'interno del rigo E3, che è questo degli ausili per la locomozione o per la deambulazione, piuttosto che i sussidi informatici, oppure siccome rientrano all'interno dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere detratti come spese per il recupero del patrimonio edilizio e quindi lì devono essere pagati con il bonifico apposito per le detrazioni per i bonus edilizi e si recupera la percentuale che si recupera dipende se l'immobile su cui si fanno i lavori è adibito ad abitazione principale piuttosto che ad altre finalità.
e quindi un 50-36%, mentre il Rigo E3, che era quello di cui parlavo prima, ha un recupero del 19%, quindi per le rampe, ascensori, pedane c'è una doppia possibilità che dipende un po', a volte legato anche dalla capienza di una persona. Chiaramente siamo legati sempre, il nostro recupero fiscale è sempre legato a quanto IRPEF noi abbiamo pagato durante l'anno, quindi in qualche maniera dal reddito che abbiamo prodotto durante l'anno fiscale. Sara, grazie mille. Poi torniamo da te anche per chiederti tutto ciò che riguarda l'ISEE, quello che può essere importante da sapere o da raccogliere come documentazioni, se ci sono delle criticità sia in termini di documentazioni ISEE che per proprio quelle che tu ci dicevi delle certificazioni per i vari strumenti, ma anche quelle proprio di invalidità. Vorrei tornare da Anna perché abbiamo parlato insomma di colf e badanti, vorrei capire, anche se ti va di spiegarci quali sono anche generalmente i tipi di contratti, come si arriva a fare un contratto, come anche si arriva a voi per chiedervi aiuto. Abbiamo poi dato anche prima il numero, lo rimettiamo nella grafica se la regia ci aiuta. Grazie intanto a Alessandro Granzera, a Marco Galeazzo, e se vuoi un po' raccontarci questo mondo così, che sembra così complesso. Questo mondo un po' particolare, però sì, situazioni molto diffuse ovviamente. Certo. Beh, allora, per arrivare a noi la CGIL ovviamente è conosciuta e offre tanti servizi, quindi spesso e volentieri la persona che viene per un servizio certo. Poi può avere bisogno anche di un servizio diverso, e quindi i clienti li abbiamo così un po' sul passaparola, un po' i canali soliti di comunicazione. Io gestisco appunto il servizio dei lavoratori domestici, quindi provvedendo al contratto e alla gestione di esso attraverso le buste paga, la compilazione dei pago-pa per l'INPS, che sono i contributi da pagare per il rapporto di lavoro, la certificazione dei compensi, detta CUD impropriamente per le lavoratrici domestiche che aspettano sempre il CUD e non lo ricevono mai. In realtà ce l'hanno già, perché c'è scritto certificazione dei compensi, e la gestione avviene con la stipula del contratto, nel rispetto ovviamente del contratto nazionale di lavoro domestico, che sostanzialmente divide i lavoratori conviventi da quelli non conviventi. La stragrande maggioranza è ovviamente la badante per chi ha bisogno di assistenza, ma c'è la colf, che c'è la babysitter e anche la badante della persona certo. autosufficiente, e quindi con mansioni meno impegnative rispetto all'assistenza di una persona non autosufficiente. Per non dire tanto, ma comunque appunto i conviventi hanno un limite di orario che è quello del tempo pieno di 54 ore, del tempo parziale solo in alcuni casi di 30 ore, quindi la mezza giornata, con una paga fissa mensile, mensilizzata, mentre i lavoratori non conviventi hanno un tempo pieno di 40 ore, al di sotto delle quali uno può fare il contratto per l'orario di cui ha bisogno. Parliamo sempre di orario settimanale, e quindi abbiamo tantissimi casi della colf di 3 ore, 5 ore, 6 ore a settimana. Questi hanno invece una paga oraria determinata in base alle categorie proprio dal contratto nazionale, che prevede, oltre alla retribuzione mensile, i soliti istituti contrattuali, quindi le ferie, la 13ª, il TFR. Non hanno dei permessi, ma soltanto per visite mediche, e la malattia, la maternità, certo. E quindi quello che prevede per tutti, quello che è previsto per tutti in genere per gli altri contratti. Qualcosa
qualcosa di ridotto, perché il costo dei contributi INPS per il rapporto di lavoro domestico, ad esempio l'INPS non paga la malattia del lavoratore domestico, che risulta, anche se per pochi giorni a carico del datore di lavoro, perché i contributi non sono tanti da pagare per chi li deve pagare, però effettivamente rispetto a un altro contratto non sono così costosi. Noi torniamo, vorrei prima dare la pubblicità per tornare poi invece a parlare anche dell'amministratore di sostegno, e nel caso infatti anche il datore di lavoro debba essere lo stesso assistito. Facciamo un po' un quadro generale, facciamo un po' di ordine, subito dopo la pubblicità, 2 minuti, torniamo da voi. Tornati in diretta, continuiamo con l'approfondimento dedicato ai servizi che offre il CAF della CGIL, in questo caso della provincia di Treviso. Parliamo appunto, Monica, di servizi, per poi ritornare a quello su cui ci stavamo appunto stavamo approfondendo, insomma, il lavoro domestico, l'assistenza e a chi non riesce a badare a se stesso, e non solo. Torniamo subito con l'approfondimento di questo importante tema. Monica, ci tenevi a fare un punto però sui servizi che potete offrire. Abbiamo parlato di ISE, abbiamo parlato di 730, Colf, badanti, amministratori di sostegno, insomma facciamo un po' di ordine chiedo ad Alessandro se gentilmente ci rimette la slide che ho qui sul PC. Grazie Alessandro. Monica, a te. Sì, proprio riprendendo appunto il tema iniziale, che CAF, centri di assistenza fiscale, non si occupino solo ed esclusivamente di dichiarazioni dei redditi, ma abbiamo appunto piacere di far conoscere diciamo, gli altri servizi che vengono comunque offerti tutto l'anno, e a volte l'utenza non è a conoscenza, a parte quelli appunto che Anna sta tentando di insomma, inquadrare, di dare delle informazioni di base. Ricordo che i CAF si occupano anche del mondo delle dichiarazioni di successione. Nel momento in cui purtroppo una persona viene a mancare, ci sono degli adempimenti anche lì che entro un anno devono essere assolti. Ci occupiamo anche di tutto quello che è il mondo, diciamo, catastale, quindi dalle ricerche, perché è bene o male collegato anche all'adempimento delle dichiarazioni di successione, ma i nostri diciamo, colleghi operatori sono in grado appunto di dare un'ampia assistenza rispetto a tutto il mondo degli immobili, sempre con il risvolto poi del fiscale, perché sappiamo che immobili, quindi sulle abitazioni, sui condomini, vengono svolti dei lavori che possono godere e beneficiare di detrazioni. Prima di eseguire i lavori o di partire dal più grande al più piccolo è opportuno sempre rivolgersi ai nostri sportelli per avere il quadro in quel momento di quella che è la normativa che consentirà poi l'anno successivo di portare in detrazione le spese, proprio perché abbiamo questo, diciamo, sfasamento temporale da un anno e un altro, e quindi nel momento in cui si fanno i lavori bisogna sempre verificare. L'ISE è un servizio che noi gestiamo dal 1° gennaio al 31/12. In questo periodo, diciamo, in concomitanza con le dichiarazioni dei redditi, le persone si stanno già diciamo, presentando e chiedendo la compilazione per i benefici diciamo, del mondo scolastico, perché poi a settembre ripartono le scuole, le università, e quindi naturalmente chi non ha ancora provveduto a rinnovare l'ISE lo può ancora fare. C'è chi spera e confida nell'ulteriore, diciamo, pubblicazione dei bandi della Regione per quanto riguarda l'assistenza, collegandosi sempre un po' al mondo appunto che sta descrivendo Anna, delle persone che sono o in struttura oppure, come il bando che era uscito l'anno scorso a settembre, un contributo per chi ha una persona, diciamo, in una situazione di grande difficoltà fisica in casa. Quindi ecco, noi il nostro lavoro è anche quello, come diceva Anna, nel momento in cui uno viene per fare una cosa, parlando a volte si capisce quali possono essere delle necessità e dei bisogni, e
il nostro compito è anche quello, insomma, di dare un'indicazione precisa e puntuale su come eventualmente provvedere a portare a casa qualche contributo di cui non si sapeva l'esistenza. Torniamo verso la fine della puntata tra una ventina di minuti per parlare anche degli altri servizi in modo un po' più approfondito. Continuiamo sulla fase dell'assistente, dell'amministratore di sostegno. Ci siamo lasciati prima della pubblicità parlando di colf, badanti, lavoro domestico, che può essere inserita anche la babysitter, come ci raccontavi tu. Abbiamo parlato della loro dichiarazione dei redditi, di TFR, abbiamo parlato con Sara invece delle questioni prettamente fiscali che riguardano queste figure. Anna, se il datore di lavoro di queste personalità, di queste figure è lo stesso assistito, che cosa si deve fare, che cosa si fa, come si agisce? Il datore di lavoro in genere è l'assistito. Quando parliamo di assistenza a persona, ovvio non può essere il bambino. Ci sono dei casi comunque, è previsto da contratto, che il datore di lavoro possa essere anche una persona diversa dall'assistito, quindi può essere il figlio, certo, può essere un parente. Può essere anche un tutore? Sì, no, cioè nel senso che la scelta ricade se l'assistito è in grado di firmare il contratto, certo, di avere la consapevolezza ovviamente di quello che sta firmando, e se ha la capienza fiscale, cioè se ha un reddito tassato e può recuperare quindi le spese nella dichiarazione dei redditi, si intesta la pratica all'assistito. Nel caso in cui l'assistito abbia una pensione bassa dove non paga l'IRPEF, non può recuperare nessuna spesa che può essere detraibile o deducibile in genere dal 7,30, quindi non solo per quanto riguarda la badante, oppure la persona che non è in grado di firmare, quindi la scelta ricade sul familiare. Qualora la persona non sia in grado di firmare, potrebbe nominare un amministratore di sostegno, e quindi in quel caso ho risposto no, che sia il datore di lavoro l'amministratore di sostegno, perché sarebbe la persona assistita che può essere il datore di lavoro, che seppur non in grado di intendere, di volere, di firmare, dipende insomma dal livello della propria disabilità, ha l'amministratore di sostegno che può firmare il contratto per conto della persona che sta amministrando, e quindi l'amministratore di sostegno è una figura molto frequente da trovare. Sono pratiche che gestiamo anche noi. Viene richiesto sia per la persona con qualsiasi tipo di invalidità, che può essere un'invalidità totale ma potrebbe essere anche un'invalidità parziale. Può richiedere la nomina, la richiesta viene fatta al tribunale di competenza della residenza della persona, e l'amministratore di sostegno può essere un parente, ma può essere anche un estraneo alla famiglia. La richiesta invece deve essere fatta da un parente o anche dalla persona stessa, qualora la sua invalidità non sia così grave da impedire la consapevolezza di poter fare questa richiesta. Quindi viene nominato anche nel caso del figlio che diventa maggiorenne, quindi fino alla maggiore età ovviamente i genitori possono gestire qualsiasi cosa per i figli, ma nel momento in cui il figlio disabile diventa maggiorenne, il genitore non può più sostituirsi come faceva prima, e quindi è necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno, che non è obbligatoria come
in tanti casi magari uno recepisce questo messaggio che ci sia un obbligo, ma in realtà si rende necessaria perché per la gestione di tutto quello che c'è da gestire nella tutela della persona stessa e del patrimonio della persona stessa, la persona che non è in grado deve avere la figura dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno può gestire tutte le cose di ordinaria amministrazione, quindi dalle cose più semplici, che può essere la firma della dichiarazione dei redditi, chiedere dei sussidi, dei contributi, chiedere il contratto della badante, può gestire il consenso informato per le cure mediche, anche questa è una cosa importante, i ricoveri, può gestire anche la straordinaria amministrazione, però su autorizzazione avuta in precedenza dal giudice. La straordinaria amministrazione, le cose più frequenti, può essere la vendita di un immobile, può essere l'accettazione dell'eredità, mi rifaccio anche alle pratiche di successioni che facciamo, che può essere presentata da un qualsiasi familiare del decuius, quindi della persona deceduta, ma se tra i familiari che ereditano c'è una persona che non è in grado di firmare, quella persona dovrà avere l'amministratore di sostegno, il quale dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione al giudice per accettare l'eredità, perché dovendo tutelare la persona e il patrimonio devo anche dimostrare che non accetto dei debiti, ad esempio. Quindi... Anna, mi sa che c'è una domanda proprio per te al telefono. Buongiorno, con chi parliamo? Parliamo con Borga Emida di Schio. Non la sentiamo bene, se può ripeterci? Borga Emida di Schio. Ennio, buongiorno. Emida. Ok, ascolti, qual è la sua domanda? Cosa ci vuole chiedere? Io sono paraplegico dal 98, ho 83 anni e sì che io mi sono attrezzato con degli sollevatori a rotaia nel soffitto, sia in bagno e sia in camera. Sì. Poi mi sono attrezzato con il sollevatore tipo ascensore e volevo sapere se nel 730 si può mettere nel 730. Sara, mi sa che questa per te è la domanda. Scusa? Sì, allora io ho sentito malissimo cosa stava dicendo il signore, però allora, potenzialmente potrebbe essere una spesa che possiamo detrarre all'interno della dichiarazione dei redditi. Però, come dicevamo, al di là che bisogna effettivamente vedere cosa c'è scritto nella fattura, per quanto riguarda il bagno, sostanzialmente lì la spesa può essere detratta solo se abbiamo sostanzialmente un'eliminazione delle barriere generali, quindi non solo sollevatori, ma stiamo parlando anche di di rendere lo spazio agibile ad una carrozzina, al di là che il signore ne abbia meno bisogno. E poi molto dipende da come ha pagato, quindi con che mezzo, e se il signore è in possesso di una certificazione di invalidità. Quindi potenzialmente potrebbe, però ci sono delle cose da verificare se la spesa può o meno essere detratta all'interno della dichiarazione dei redditi. Per tutto questo, anche se ci chiama da Schio, ovviamente ricordiamo che la CGIL è presente ovunque. Signor Ennio, se ha piacere di farsi aiutare, può lasciare il numero in regia e le nostre brave Monica, Anna e Sara poi magari la richiameranno per darle, se ha piacere, il numero magari di Vicenza, che l'aiuteranno a trovare. Grazie intanto per la domanda, che tra l'altro mi serve per Sara per ricollegarmi alla questione della detrazione per le spese sanitarie, se appunto, come parlavamo prima, l'ISEE può essere uno strumento importante per poterle poi richiedere o avere insomma delle detrazioni.
Sì, allora l'ISEE sostanzialmente a volte quando abbiamo a che fare magari col soggetto disabile sottovalutiamo l'importanza di questa pratica. Chiaramente l'ISEE diciamo non vincola il fatto di averlo o meno a portarsi in detrazione una spesa, perché quella chiaramente ha dei requisiti fiscali, però l'ISEE può essere d'aiuto se invece chiediamo dei contributi o delle riduzioni per venire incontro alle persone che sono in una situazione di fragilità. Per fare degli esempi molto semplici, ad esempio l'ICD è un contributo della Regione che viene richiesto tramite i comuni, che serve sostanzialmente per assistere le persone con disabilità nelle proprie abitazioni, ma ci sono anche bandi dell'INPS, adesso mi viene da pensare all'home care piuttosto che all'home care, che sostanzialmente hanno la finalità appunto di erogare dei contributi per sostenere le persone con la disabilità. Però poi ci sono anche ad esempio l'assegno unico e l'assegno di inclusione. Ora, a volte si pensa che l'assegno unico sia destinato solo ai figli fino a 21 anni, perché nella maggior parte dei casi così è. Però per i figli disabili l'assegno unico non sempre si esaurisce con il raggiungimento dei 21 anni di età, ma se il disabile non è sposato, non ha figli, continua ad essere nel nucleo ISEE dei propri genitori, oppure è orfano ma percepisce la pensione di reversibilità dei genitori ed è riconosciuto disabile ai sensi della legge 104, ecco, in quel caso lì continua a poter godere dell'assegno unico. Per quanto riguarda invece l'assegno di inclusione, ad esempio, uno tra i vari requisiti per poter richiedere l'assegno di inclusione è avere all'interno del nucleo ISEE una persona con la disabilità. Poi all'interno di quella che è la domanda dell'assegno di inclusione ci sono altri parametri restrittivi, come possono essere ad esempio i redditi complessivi del nucleo, piuttosto che diciamo i risparmi o la proprietà degli immobili piuttosto che dei terreni. Però tra le categorie delle persone appunto che possono richiedere questo contributo ci sono le persone con la disabilità, e in questo caso non è necessario avere una disabilità grave, ma può essere anche una disabilità superiore al 66,66%, per cui anche una disabilità meno grave. Poi ci sono altri contributi che ad esempio, adesso me ne viene in mente qualcuno, che non richiedono l'ISEE, come può essere il bonus elettrico per il disagio fisico. Ecco, se una persona ha a casa propria dei macchinari salvavita, se si fa compilare un apposito documento dall'ASL, può fare la domanda per questo bonus. Sostanzialmente è un contributo per sostenere la bolletta della luce, perché ovviamente questi macchinari hanno un notevole dispendio di energia, e quindi questo serve a mitigare le bollette che vengono poi riconosciuti direttamente nella fattura dell'energia elettrica. Poi ci sono altri contributi, questo invece è con l'ISEE, ad esempio quando si fa l'ISEE sociosanitario residenziale, viene fatto quando abbiamo una persona che è in una struttura e si chiede la compartecipazione della spesa al comune, e in quel caso lì sostanzialmente al di là di quelli che sono i redditi e i patrimoni della persona che è in struttura o che si appresta a entrare in struttura, vengono richiesti anche i patrimoni e i redditi degli eventuali figli di questa persona, per vedere se la famiglia può contribuire alla corresponsione della retta prima del comune. Ora, io vi ho fatto alcuni esempi di quelli che possono essere i contributi, che sono poi quelli più conosciuti e per cui maggiormente facciamo l'ISEE, però poi ogni comune può avere la sua specificità.
Certo. Lo stesso vale per ogni regione, non sempre i contributi che troviamo ad esempio in Veneto possono essere riconosciuti, adesso faccio per esempio in Friuli piuttosto che in Trentino Alto Adige, che magari sono delle regioni e delle province a statuto autonomo, per cui con una disponibilità economica diversa dalla nostra. Ecco, l'ISEE può essere un buon punto di partenza. Dopodiché al cittadino consiglierei sempre di rivolgersi, soprattutto quando si trova in queste condizioni, al comune di residenza per avere un'idea di quali possono essere gli ulteriori contributi da richiedere. Grazie Sara. Monica, torno da te per raccontarci degli altri servizi che potete, che insomma avete in campo sostanzialmente. Parliamo di cosa? Allora, mi ricollego a quanto stava accennando Sara, a quelli che possono essere degli ulteriori contributi che sono a livello locale e quindi giustamente lei citava regione, province. Qui in provincia di Treviso, anche per l'anno 2026, la CGIL si è adoperata per rinnovare l'accordo sottoscritto da un paio d'anni con Savno, che sappiamo essere uno dei gestori dell'asporto rifiuti in una parte della nostra provincia. Cosa succede? Che Savno ha delle disponibilità economiche che mette a disposizione appunto dei cittadini e attraverso i nostri sportelli basta portare, aver rinnovato chiaramente l'ISEE e presentare la domanda, la compiliamo noi gratuitamente, portandoci l'ultima fattura che l'utente appunto ha percepito. Cosa succede? C'è un tetto naturalmente di ISEE, un valore imposto in questo caso da Savno, di 15.000 euro. C'è una novità che riguarda la generalità dei nostri cittadini in Italia, che riguarda appunto gas, luce, acqua e asporto rifiuti legati al bonus nazionale che va in automatico a tutti quei cittadini che hanno rinnovato l'ISEE e che hanno un ISEE fino ai 9.796. Automaticamente applica sostanzialmente lo sconto sulle utenze. Savno in questo caso ha deciso per l'anno 2026 di agevolare tutti i cittadini che hanno un ISEE che va dai 9.796 ai 15.000 euro e quindi dare un contributo aggiuntivo proprio sulla bolletta nel momento in cui uno giustamente va a pagare l'utenza. Ecco, l'importante è sapere, stiamo chiudendo in aggiunta a Savno, mi preme ricordare, certo, perché sicuramente confidiamo e lo sarà anche per l'anno 2027, è scaduto qui a giugno il contributo per Alto Trevigiano Servizi. Anche qui il gestore locale si è attivato per mettere a disposizione dei fondi e far sì che appunto possa essere ridotta, anche se di poco, la bolletta giustamente sui consumi. Vediamo nella slide, abbiamo visto nella slide un entro il 30 novembre. Perché? Allora, 30 novembre è la scadenza che ha previsto Savno per fare in modo, noi giustamente su nostra indicazione, sollecitazione, utilizzando tutto l'anno, proprio perché l'ISEE è un servizio che i cittadini utilizzano dal 1 gennaio al 31/12, in questo modo, non vincolando solo a un periodo limitato dell'anno, l'utenza ha un numero di mesi maggiori per poter accedere a questo beneficio. Ripeto, è sufficiente o chiamare o passare in una delle nostre sedi o mandando anche semplicemente via mail la propria fattura. Se ha rinnovato l'ISEE da noi ce lo abbiamo giustamente, oppure se non l'ha fatto da noi abbiamo necessità di avere anche il valore ISEE proprio per capire se può beneficiare o meno di questo sconto. Quindi il servizio è gratuito, ma suggerisco di approfittare insomma anche di questo. C'è poi un altro servizio che si chiama Send, giusto? Sì, esattamente. Tra appunto le cose aggiuntive, noi in qualità di intermediari siamo diventati con il 1 gennaio, le nostre sedi sono diventate punti Send, ossia è un servizio che consente a chi non è particolarmente digitalizzato, non utilizza insomma gli strumenti informatici, nel momento in cui riceve dalle pubbliche amministrazioni, piuttosto anche dall'INPS stesso, una raccomandata cartacea che però di fatto è l'invito a
a scaricare il documento, perché non gli arriva via posta se è una multa, certo, una sanzione, un atto, ecco, gli arriva solo questa notifica. Se non, diciamo, è digitalizzato, quindi nel proprio cellulare, smartphone, non ha scaricato ad esempio l'applicazione IO, che è quella appunto messa a disposizione dal Ministero, dove possiamo trovare questi atti, si può rivolgere in una delle nostre sedi. Il servizio è molto rapido, è sufficiente chiaramente portare la documentazione, la ricevuta di ritiro che ha ricevuto con un documento di identità per verificare naturalmente la persona che abbiamo di fronte, perché può anche essere che si presenta un soggetto delegato, quindi bisogna che noi siamo certi di chi appunto a chi consegniamo il documento, e possiamo appunto entrare in questo cassetto, ecco, digitale e scaricare questa documentazione. Grazie dunque a Monica Giomo, Anna Grazia Caretta e Sara Franchietto, insomma, per aver fatto un po' di ordine in questo panorama che può essere per tanti complesso e complicato. Torneremo a parlare ovviamente anche di questi servizi. Grazie ancora. Si chiude così l'approfondimento, vi lascio alla programmazione del pomeriggio. A tutti una buona giornata.